Rieccoci insieme. L'altra questione volevo affrontare con i nostri ospiti, che la giro subito al Presidente Michielli. Molti operatori del settore turistico, ma in generale anche del commercio, segnalano infiltrazioni malavitose, rischio usura anche le categorie produttive. È estremamente pericoloso e in qualche modo, bisogna che in qualche modo anche le categorie si attivino. È arrivato un messaggio: io ho smesso di credere all'incompetenza di chi governa, e qui ho detto tutto. Vabbè, cosa dice Michielli? Usura. Guardi, viaggiano di pari passo due pericoli che si affacciano sempre nei momenti di crisi. Rammento che questa è la crisi più grave che perlomeno in vita io abbia visto, per cui a maggior ragione il sottoscritto, come i miei colleghi presidenti delle ASCOM, come i presidenti delle varie territoriali, eccetera, siamo in costante rapporto con Questura, con Guardia di Finanza, che ha attivato una task force dedicata, ma la difficoltà è quella che quando una persona è in difficoltà non lo racconta certo in giro che va a prendere i soldi dall'usuraio piuttosto che venda l'attività, perché questa è la seconda, Sì. il secondo pericolo, venda l'attività al signore che arriva con la coppola e la valigetta o magari con gli occhi a mandorla e la valigetta, perché adesso bisogna essere oggettivi. Venezia per esempio ha un sacco di cinesi molto liquidi che arrivano e cercano di rilevare e rilevano molto spesso le attività. Io non ho niente contro i cinesi, sia chiaro, non ho niente contro, contro i mafiosi sicuramente sì, non ho niente contro il fatto che un'azienda non sia più gestita da un veneziano, da un padovano su Padova, eccetera, eccetera, però con una certa proporzionalità. Io non posso pensare che a Venezia fra 5 anni non riesco a trovare un oste veneziano che sia uno, e in qualunque locale di Venezia mi trovo simpaticissimi, gentilissimi, cordialissimi, ma cinesi, perché io quando vado a fare turista vado in Grecia e voglio essere servito da un greco, voglio rapportarmi con un greco perché vado lì non solo per fare bagno in mare, ma anche per imparare qualcosa della loro civiltà, della loro società, del loro modo di essere. Ma ci saranno gli italiani, saranno dipendenti di questi fondi o multinazionali estere, quindi continuano ad essere, ma saranno i dipendenti. Molti lavoreranno per la proprietà sarà di qualcun altro. I fondi mi preoccupano molto meno, perché un fondo di investimento, è chiaro che da italiano preferisco che le attività italiane siano in mano ad italiani, questo è ovvio. Però il fondo di investimento francese, tedesco, inglese, americano che si presenti, rilevi un albergo, rilevi un ristorante, questo e quello, poi lo dà in gestione. E lo dà in gestione e in pole position chiaramente si piazza l'italiano, per cui c'è una continuità, che sia proprietario che sia solo gestore, c'è questa italianità che viene preservata. Guardi, prima l'ho fatto l'esempio della Grecia, no? La Grecia una dozzina d'anni fa, a furia di dare appunto sovvenzioni pubbliche e salari e redditi di cittadinanza, ha sballato completamente i suoi conti, ma prima di sballarli uno dei danni più gravi che ha fatto è stato quello di disincentivare i greci dal fare tutti i lavori, quello un po' sta succedendo in Italia anche, dal fare i lavori di tipo nei ristoranti, negli alberghi, eccetera. Per cui io che quel bellissimo paese lo frequento da una vita, mi sono trovato dalla sera alla mattina a interloquire con gli inservienti che erano tutti albanesi, perché loro prendevano gli albanesi, qualche rumeno, dei bulgari, eccetera. Ed era una cosa che proprio non mi ha fatto nessun piacere, perché, ripeto, la battutina con l'abitante del luogo è sempre qualcosa di turisticamente molto interessante, fa parte dell'appeal turistico di una località. Lei va a mangiare a Venezia, vuol mangiare cose veneziane cotte e servite da un veneziano. Allora, chiarissimo. Vicepresidente Venturini, chiedo a lei, ritornando al discorso dell'usura, che cosa possono fare le pubbliche amministrazioni, cosa si può fare per evitare che di necessità virtù purtroppo si incappi in queste situazioni che diventano gravissime? L'Europa vuole il tesoretto d'Europa, risparmi degli italiani, tutti i governi di sinistra lavorano per far spendere risparmi agli italiani. Questo è un altro messaggio. Prego, Venturini. Sì, quello di cui hanno bisogno le imprese, come dice anche il nostro Presidente Michieli, è avere la possibilità di economicamente muoversi, e quindi per poterlo fare hanno bisogno di liquidità.
Per avere la liquidità, anche qui un ruolo fondamentale lo possono svolgere anche le banche in questo momento. Allora, io direi da parte del governo ci deve essere sicuramente un impegno per garantire quella parte economica liquida che permette di dare supporto alle imprese, ma dall'altro lato mi viene da dire anche con le banche forse un ragionamento a livello statale dovrebbe essere fatto proprio per garantire quella liquidità che in questo momento serve, perché di fondo è proprio una questione di accesso al credito in un momento difficile come questo. Poi sulla questione ad esempio dei fondi devo dire c'è magari anche, e lo dico anche al Presidente Micheli, un approccio diverso quando il datore di lavoro è un italiano, io penso al Veneto, e al cosiddetto Paron che in qualche maniera si prende cura anche dei propri dipendenti, che sa vita, morte e miracoli e che gestisce la sua impresa come se fosse la sua famiglia. E quello è un approccio. Quando mi arriva il soggetto esterno, è vero che nelle grandi realtà non puoi pensare di gestire in questa maniera, però il fatto che ci sia questa dimensione, se vogliamo, familiare, che è tipica dell'impresa veneta, ecco, pensare che possa arrivare anche qualche soggetto esterno grosso, importante, ma che tende poi a spersonalizzare, a togliere quella dimensione personale, umana, che fa parte anche quella del folklore turistico, se vogliamo, che fa parte anche quella di garantire un rapporto migliore nell'ambito lavorativo, perché c'è quell'umanità, quella relazione che diventa fondamentale anche per tenere in piedi un'impresa. Ecco, dobbiamo prendere atto che sicuramente soggetti anche che magari provengono da altri paesi possono riuscire lo stesso a inserirsi nel nostro tessuto produttivo, però ecco, io continuo ad avere un po' anche quest'idea un po' romantica, se vogliamo, della presenza degli italiani, dei veneti nelle attività, proprio per il modo anche di gestire che da un punto di vista relazionale, ecco, anche più umano nella gestione delle relazioni. Assolutamente, grazie. Purtroppo il tempo è volato, magari faremo anche un'altra occasione di approfondimento se siete d'accordo, se avrete la disponibilità, perché di altri temi ce ne sarebbero da affrontare e tra l'altro anche sono arrivati tanti messaggi che non riusciamo neanche a leggere, molti poi ci chiedono di questi benedetti ristori, della cassa integrazione, di fondi, finanziamenti, insomma c'è di tutto un po'. Allora io ringrazio la vicepresidente Venturini, buon lavoro perché anche in regione ce n'è da fare, e ringrazio il presidente Marco Michielli, presidente di Confturismo, che ci aggiornerà magari costantemente sulle situazioni. Vedremo anche il turismo invernale come e se riesce a riprendersi, i problemi tra regioni, che anche lì non è cosa di poco conto. La vedo, non possiamo più commentare, andiamo oltre. Grazie molte, io ringrazio voi telespettatori per averci seguito, come sempre ci ritroviamo domani. Grazie a voi.